Allora, prima di chiamare Peppinella che è pronta, mi dice che cosa ha sognato? Guardi, signora Rosa, al cospetto di questo rispettabilissimo pubblico, io ci voglio dire che ho fatto un sogno, un sogno strano. Praticamente era dentro una specie di bar. Dentro una specie di bar, Sa questi bar però di terza categoria? Scasso. Sì, di quarta Scadente categoria. in italiano si dice, sì. Scadente. Sì. Vecchio. Vecchio. E in questo bar, signore e signore, perché un giorno ci entrai, ci entreti, ci entrò, ci trasio. Oh, lo dica come lo sa dire, scusi, semplice, no? Ci trasio. Sì. E mi avvicinai e ci disse, per cortesia, un whisky. Whisky. Un whisky. Sì. Questo picchia, tipo un salon. Sì. No, era un whisky. Un whisky. Allora, io che già me l'avevo avuto, era ubriaco. Già proprio da ubriaco, perché ma bevi sto whisky, mi bevi troppo forte, mi scizzicavo tutto che mi cascava un terra. Vabbè, insomma, come si dice dalle nostre parti, si va via tutto. Mi va via un po', mi va via un po' di sto whisky che cascava un terra. Cioè, non mi bastava, adesso un altro whisky. Un altro whisky. Un altro whisky, perché stava altro whisky e mi reva via. Ma cosa di impazzire. Un bar era così scarso che poi calai gli occhi e visti, ma vedi che sonno, ma vedi tu, visti un topolino, un surgi, che si mise sotto i miei piedi e si cominciò a leccare due whisky. Cioè il whisky che era caduto per terra veniva leccato dal topolino. E questo topolino si ricreava io. Certo, e io domandavo sempre whisky. E whisky, sto surgi Nico, era con l'occhiale sto surgi. No, scusi, con gli occhiali, devo dire, ne ho visti tanti topi. Dottore, lei non rida, che poi deve dire una cosa seria sulla ragazza che dobbiamo aiutare. Non rida, perché lei sta già immaginando dove lui vuole andare a parare. Signora Rosa, io un topo con gli occhiali non l'ho visto mai. È un sogno strano, Era sto topo che con gli occhiali. Con sto occhiali e una carpetta aveva in da mano così. Cioè il topo era con gli occhiali e una carpetta. L'avete mai visto poi un topo con gli occhiali e la carpetta? No. No. Però aveva la coda questo aveva la bella coda. Il topo c'ha la coda, certo. E si leccava questo whisky. Questo whisky, sì. E io bevevo whisky, questo whisky scollava in terra. Verso le 2:30, le 3 del mattino, il proprietario del bar dice: senta, egregio amico, qua dobbiamo chiudere, cosa sta facendo? Perché non ci facciamo gastare a ridere. Dice, per cortesia, se esce che dobbiamo chiudere. Giusto. Dice, mi era imbriaco come capito, quindi lei ho capito, lei farfugliava. Lei farfugliava. Io farfugliavo. Lei farfugliava. Io farfugliavo. No, farfugliavo. Senta, se non le capisce le cose, non faccia lo spiritoso. Lei farfugliava, cioè metteva una parola dopo l'altra senza un senso. Tutto impastato. Bravo. Tutto impastato. Basta, ne esce fuori. Non è che camminava tanto bello. Certo. Però quando uno dice tu ti è ubriaco, come si sente? Sì, si sente più felice, diciamo. Mi troviai e due suggi camminava presini. Anche il topo. Cioè il topo le veniva dietro. Che ubriachi miei, E certo, perché aveva bevuto io con 4 piedi però ci veniva meglio. Certo. Con 4 piedi camminava. Certo. Basta, io ero contento, io la Rosa, di notte, un silenzio, c'erano lattine di Coca-Cola, che da Coca-Cola, ondata reginesca, bordello. Mi veniva di cantare, l'amore, che cos'è? Lei aveva il cuore proprio pieno di gioia perché era ubriaco, purtroppo, era purtroppo ubriaco. Io so che camminava, se definiva magari cavuto, ogni tanto si appoggiava. Arrivato a un certo punto, perché io si affaccia a mastaso. Perché mi fa, giovanotto. A me. A lei. Giovanotto. Io mi fa, che c'è? Scusi, ma io la volevo portare sul giusto binario, che c'è lei che viene qua, che è? Questo perché mi pare che ce la finisce di fare questo bordello. Giusto. E dice, ma è bordello! Ci sta risvegliando un quartiere, finiscela! Giustamente, signor Rosa, lei capisce? Io mi mise così, perché casomai se non già finisce che cosa fare? Se non già finisce scendo gioca sotto io e ti faccio una faccia tanta! Ma la minaccia, ragazzi, la minaccia. Signor Rosa, la minaccia non mi piace. La minaccia no, mai. Ci disse acchiana! Che era imbriaco, di scimmie, scusi, ma se quello era al balcone, vabbè, però era ubriaco, era giustificato, era ubriaco. Acchiana, e fammi vedere come fai la faccia tanta. All'improvviso non mi sento spostare da lato. Usucci,
Il topo l'ha spostata. Che mi spostavo giù su, giù, tagliavo, e se c'hai un atto ti dice che siamo coraggio e scende macarino! Certo. Che lei ha capito, se caricavo di munizio. Ho capito. Ha capito. E mi ero come spiegare. Vabbè, d'accordo. C'è paura che era lei o successo? Ma quando mai? Il signor Litterio Scalisi fa sonni strani. Fategli un applauso. Che non me lascia mai. Però, questo topo con gli occhiali, ma la carpetta che colore era? Azzurra. Ma era unica tinta o c'era scritto qualcosa? C'era scritto insieme. Sulla carpetta. Da carpetta. E il topo per caso era vestito? La cravatta, E che giacca aveva? La giacca blu, E? che fu un momento che mi si presentava, mi si permette Sabucci. Ma che dici? Però mi vuole bene. Sente, no, vabbè, questo era il sogno. Invece in banca è andata male, il sogno, come sempre, è un sogno bizzarro, però mi ha detto che ha avuto un'esperienza triste al suo paese. Adesso entriamo sempre in argomento serio. Ho avuto un'esperienza, signora Rosa, che io mi addomando 100 e di più di volte. 100 e di più di volte. Quindi quante volte sono alla fine? Decine e decine. Decine e decine, va bene. Ma mio cugino Alfio, Sì. che non esce mai dal paese, Sì. perché lui c'aveva la diffida, Ah sì? non può escere dal Ah, paese. deve stare fermo al paese. Non si deve muovere perché Va la bene. vergogna che ne va a fare. Come fa a sapere certe cose? Cioè, lui pur stando fermo in paese è uno che sa. Che sa. È sapitore. Oh, Vabbè. neanche 15 giorni fa, Sì. una bella sera mi disse, sai Letterio cugino che dobbiamo fare? Dobbiamo scendere a Giardini Naxos. Sì, qua ci sono alcuni amici di Giardina. Dove, stasera. sono Eccoli là, amici, guardate, sì. dice dove c'è un bellissimo locale, Sì. dice che si comincia a ballare a sera Sì. e si finisce l'indomani sera. After hours. Prego. Allora, Sì. mio cugino è Alfio, Suo che cugino, non però- esce mai dal paese, sta io mi sempre lì. domando come fa a sapere certe cose? Questo lo abbiamo detto. E mi ha detto, manco meno di 15 giorni fa, Sì. dice dobbiamo scendere che ci andiamo a fare una bella divertuta a Giardini Naxos, che ci sono di questi locali, Sì. che si comincia a ballare a sera e si finisce l'indomani sera. After hours. Mio cugino Alfio, Ho capito. che non esce mai dal paese, Lo sapevo. mi disse ce ne andiamo a ballare in un locale a Giardini Naxos. Dice che balliamo da sera fino all'indomani a sera. After hours. Non ho giro a casa. No. Ora lei sta qui, visto che io sono stato scambiato per il topolino, e continua. After hours. Mio cugino è Alfio. Facciamo finta che io non c'è, tanto ora a buatre per lei contare io. Che non esce mai dal paese, mi dice, ce ne andiamo a Giardini Naxos, che c'è un locale, dice, dove noi cominciamo a ballare la sera e finiamo l'indomani sera. After Taurus! After Taurus! After Taurus! Senta, questa è una televisione. La televisione arriva a casa delle persone. Noi dobbiamo avere proprio il dovere di comunicare. Padre Max, Perché stai correttamente. comunicando io? Allora questi locali, aiutatemi che siete persone colte, questi locali dove si comincia a ballare a tarda ora e dove si balla per tutte le per tutta la notte, le ragazze lo sanno perché ci vanno anche a lavorare, e si balla sino all'indomani, si chiamano after, più forte perché siete tanti, after hours. Dove sta andando? Mi cascaro do cuore. Ma che vi state pigliando un vizio so, vero? Quello di vantarvi che sapete le cose? Ma perché, scusi, non si possono vantare se le cose le sanno? E con me si vanno questi atti di vandalismo, fanno con me, Io me li merito comunque in questo locale qua. Vabbè. Quindi giustamente, dovendoci noi altri stare tutta una serata, tutta una nottata e tutta la giornata dell'indomani che facevano che 6 di 24 ore, che c'erano, che mano di mano, signor Rosa. Ci siamo organizzati, no? E altri si buttavano due bottiglie di Coca-Cola di 2 litri. Io se non c'avevo un rutto che poi si libera non può fare niente. Poi si avevo portato due feduzze di scacciate, si portavo, perché la scacciata te la può mangiare magari mentre balla, no? Non è che è una cosa solida. Io mi portavo immensa birra, che a me mi piace la birra, e poi parlando con creanza, voi mi capirete, dice, mi fece fare un bello panino col formaggio, signora Rosa, buono, e con la mortatella. Buono. Una cosa un poco leggerina. Buono. Allora,
Già mi sta venendo la... Anche a me purtroppo, perché siamo a digiuno. Siamo a digiuno. Sì. E ci abbiamo messo tutte queste cose in 2 buste. Sì. Io a Alfio ci raccomandai, prima ci disse Alfio, mi raccomando, no, cucina, non mi fare brutte figure, Certo. ora dopo balliamo, studiamo, tu già fai feto, magari quando siamo dall'acqua. Cerca di lavarti i piedi, ma soprattutto udite, cangiati i cosetti. Bravo. Perché Alfio che cosetti è un'arma da guerra. Anche. Tu non ci gridi, ci angappare, io questo solo ci dico. Una volta ne fecimo un viaggio, un treno, 14 agosto, un treno che è una cosa come chiamavo io, se lo scappa e ce n'ero tutti. Arrivavamo, treni, tranquilli. Vi siete liberati di tutti. E allora ci ho detto, preparate tutte queste cose. Sì. Io mi preparai la mia borsa, Sì. ci misi la Coca-Cola, ci misi Bravo. cose, un panino, mescando che su fortevole. Come un panino, a me piace la mafarda, non ce n'erano, non siamo tutti fortunati come lei. Bene, a lei piace la mafalda. La mafalda, Sì. non c'era. Non c'era la Non mafalda. c'era la mafalda. E quindi? Trovai un filoncino, sarà 250 grammi, non di più, una cosa tanta. Bello, fece spaccare, ci fece mettere tutti i fetti di formaggio uno dietro l'altro, poi ci fece mettere i fetti di mortadella. Qui sopra e io mugliai in da carta sta pannetta, in da carta stagnola. La pannetta. A pannetta. Poi a pannetta. Lo so che si dice così. Siamo no? tra di noi. Non qua. sentivo dire questa cosa. Signora Rosa, andare, ci dobbiamo andare. Forse ci andiamo. Ora parliamo tra di Tra noi. qualche giovedì ci andremo. Ma sì. poi andiamo a parlare con tutte frequite. Chissà cosa ci faranno fare, lei ancora non lo sa. Ma la compascia, sicuro non Non lo so, vedremo. Sto panino scacciai tutto, fece Sì. tonno e non facai in da sacchetta. Va bene. E secca e al sicuro. Bene, perfetto. Entriamo in questo locale, carose, e intanto non decalate, non ne caliamo came macchine, signora Rosa. Madonna! Lo dica, Senza- si vanti lei adesso, che macchina ha? Fiat 600. Ma no, questa moderna, questa di ora tutta di plastica, che d'antica è fatta di ferro. Sì. Dice, ma tu come fai a dire che è fatta di ferro? Tutta arruggiata, non si vede. La plastica arruggia, no. Viene decalate, signor Rosa, i freni scarsoliti, fino avevo lo sportello, poi avevo per Col terra. piede, ma che è, la bicicletta? Definiamo cofre a mano Signora, tarato, ma che- arriviamo a Giardino Nax. A 300 metri di questo locale già un sgruscio. Stummo. Tecno. Entriamo là dentro, Sì. mi disse Canna, divertiamo Sì, stasera. musica ad alto Abbiamo volume. pagato 30 euro ciascuno per entrare. C'era musica delle Village Girls anche. C'erano magari i pezzi di loro. Anche di loro, sì. Belle pezzi. Belle belli tutte di pezzi. ballare. Sì. Appena entriamo mi disse vedrai che cosa ti divertirai vedendo questa sera. Sì. Ya come trasiamo. Scuro completo. Non si vedeva tu. Stanno oscuro. Ci siete stati in questo locale? Sì. Da portare la lampadina alla catastabile, perché non vedi niente. Non vedi. Perché si crea un'atmosfera, i ragazzi vogliono ballare nella penombra, poi qualcuno si bacia, qualcuno si abbraccia. Gente che sappiamo in mezzo ai cuscini e scomparevano. Io ho detto si baciano e si abbracciano, non vada oltre. Io mi assettai in cuscino e disse, era una beata in mezzo ai cuscini. Va bene. Mascoli con femmine, femmine con mascoli con Va mascoli. bene. Ognuno fa quello che Ognuno vuole. fa quello che vuole. Sì. Io piano piano, signora Rosa, cercando di non tappare, Sì, perché sì. uno che entra da fuori, appena c'è il buio non vede niente. Come è entrato? Così, cioè- Ah, quindi a tentoni. Bravo, non attendo a tantone, perché da un tappo andando all'altro, ti spacca la testa, vede che truppi li di fa un divano. ridere, vede che li fa ridere. Attentoni non vuol dire con grande attenzione, vuol dire a tentativi. E io entrai a tentativi, entrai. Vabbè. Giusto. Aspetta, poi non perché scongiurute, ma ridite, ascoltateli. Ma come possono non ridere se lei è scongiuruto? Il vero scongiuruto è lei. Vabbè, comunque. Allora è entrato a tentoni perché c'era il rischio di cadere. Esatto. Un punto di luce che c'era, dove era del bar. Giusto. Lo capì subito perché c'era la macchina del caffè e poi c'erano tutti i butini. Sì. Dico, me ne vado al bar che già si vede un poco, no? Sempre a tentativo. Arrivai al bar. Sì. E c'era un banconista che dopo non fanno i baristi normali. Dopo tutti che butini. Sì. Sono barman. Sono dei barman che sono anche acrobatici molte volte. E pareva occhio con le queste, Sì. queste cose. Mentre facevo queste cose, mi tagliava, perché ad un certo punto si fermava, wow. Adesso, ma io a lei la conosco. Sì. Cioè, se lei mi ha visto a televisione, Sì. Maria, signor Letterio, ma che piacere averla qui questa sera. Io vengo raccolto sempre molto bene, uno vai, perché la gente mi vuole bene. Come vengo raccolto io? Come vengo
venga raccolto. Ha raccolto. No, accolto. accolto. Come vengo accolto? Perché io? raccolto che è? Chi era? Un banaro d'arancia? Chi era? Raccolto, accolto. Come vengo accolto? Lei con viene quanta accolto con simpatia. affetto, questo me lo lasci dire perché lei è una persona per bene, lei è un Esatto. uomo semplice. Mi appoggiai al banco e mi disse, Guido, dice, che cosa, Ido a mia, mi disse, che cosa ci posso offrire? Che a me quando mi dicono una cosa di chiesa, allora, veramente mi si spezza il cuore, perché... E dicevo, guardi, non lo so, faccia lei. Dice, prego, si accomodi intanto. Che? No, niente, non ha detto niente ancora. Lo sgabello io ho avuto tanto. Come c'è che hanno lo sgabello io ho avuto tanto? Noi che abbiamo il cavallo basso. Devo dire che noi due abbiamo il cavallo un Come po' c'è basso. chiaro? Non siamo molto alti. Non siamo molto alti, No. però per fortuna c'era lo sgabello con una spalliera nica e poi c'erano i 4 piedi con un cerchio di sotto. Io capisco subito, allora se sogno cretino. Scusi. Dissi il cerchio sempre per appoggiare giù i piedi, tu ti sollevi, ti giri e ti siedi. Perfetto. È perfetto. Perché lei non è cretino. Io paro cretino. Invece? In fondo poi io lo sono. Esatto, un po' lo è. Perciò che feci? Ci appoggiai il piede, mi dei sul slancio e come mi levo. Lo sgabello abbatti verso di me. La spalliera mi piglia negli organi genitori. Non lo voglio neanche pensare, guardi, non lo voglio neanche pensare. Il dolore! E certo, perché l'altezza quella è... L'altezza è quella! Quella è l'altezza. Poi hanno ricevuto una spinta dal basso verso l'alto. Certo. Ma uno se ne è chianaro. Non lo so. L'occhio mi è diventato peluso, l'occhio mi è diventato peluso. Ma restai fermo, io banconista arresate, lei sembra un sbaglio, certo. E io che stavo morendo. Arrivato a questo punto capì, disse che cosa devo fare qua? Ci devo appoggiare il piede dello sgabello per salire, però con questa mano devo spingere la seduta a spingerla al contrario in modo che ci tengo l'equilibrio per quando lui non mi sbatte verso di me. Però non devo spingere manco troppo, no. In modo che, perché se spinge troppo i gingivi sbattono da bancone. Quindi è stata una cosa di equilibrio e voi ridete, ma io a voi altri volevo vedere. Con una mano ammuttava, con i piedi spingeva e chi che mi tagliava io, lei mi sta facendo morire del risate. Io andavo sto disgraziato. Poi finalmente arrivo all'equilibrio perfetto, sta mano appoggio del banco, bravo! E ammassatai. Ci vuole perché ha fatto i giusti calcoli, bravo! E come si sentiva in quel momento? Come massatai vedevo tutto dall'alto. Certo. Era avuto che 6,30 metri lo sgabello, signor La Rosa. Dominavo tu, a Affio l'avevo perso di vista. Là c'erano piste, uno si abballava da qua, uno si abballava da là. Come massatai, chi dice, allora che cosa ci posso offrire, come ci ho detto prima? Ci sta, guarda, faccia lei. La specialità della casa. Pigliavo una bottiglia, sembrava fatta di pietra, di pietra lavica. Sì. Di dentro era bottiglia però, e di fuori c'era scritto, c'era disegnata l'Etna, con pennacchio, l'Etna in erezione, con pennacchio così. C'era la lava, ci usciva la lava. Com'era l'Etna? L'Etna in erezione, con pennacchio. L'Etna in eruzione. No, Domenzo. Sì. L'Etna in eruzione. Oh, in eruzione. In eruzione. E con tutta un pennacchio sparato rosso e tutta la lava che ci scendeva. Sta bottiglia di pietra, questo ce l'ho, un stupaglio di sughero. Sì. E pigliavo un bicchiere bello, lungo tanto, e sembrava acqua. Sembrava acqua. Si chiamava viscere dell'Etna. Liquore. Liquore. A me come io dubbiavo, mi correva un po' con l'occhio. Quindi già soltanto guardandolo. Io pensai, disse, sarà una cosa di allergia. Può essere. Sto bordello che c'è a Indra. Certo. Mi disse, un fino all'orlo mi disse, guardi, per lei doppia pozione che sa merda tutta. Disse, grazie. E io dice, a salute. Bravo. Disse, grazie, a salute cosa vivi. Tutto in un sorso. Usammo! Mi disse usammo di carne rossa! Addirittura!
Come mi arrivava un tuo stomaco, pare che mi avviare un litro di benzina e un pospero di Inter. Tanto era forte. Forte! Sì. Signor La Rosa, mi sai tanto do sgabello senza toccare niente. Poi pugno andata lo sgabello, fumo da ricco, fumo da naso, fumo. Stavano venendo i pompieri. Faceva come un pazzo. Tutte quelle donne, tutte quei ragazzi che ballavano della pista, come mi ha cominciato a vedere a mia fare di questa maniera. Mi piaceva do signor Letterio come ci ha fatto troppo forte. Assolutamente. Si sono allanzati addosso di me 4 donne. 4? Lei si è messo mai contro 4, signor La Rosa? Manco contro una. Manca una. Contro 4 donne non ci ha fatto nulla. Là ce ne sono 3. Eh? Là ce ne sono 3. Sì, ma che erano 4, signor La 4, Rosa. una in più addirittura. Che chi ste macchiapparo mentre io mi intorciniavo. Io immagino la scena. Mi tirarono, mi portarono da pista e a cominciarono. Dice, ma questo sa fare passi che non l'abbiamo viste mai. Sembrava un ballerino provetto. Un bravetto. Sì. E una di chiste, mentre ballavo, ogni tanto mi tagliava. Sarbaggia. Sarbaggia. Do dolore, da ciò passo che era assetato. Certo. Non so di che cosa. All'improvviso, mentre stavamo ballando tutte queste balle scatenate, pam, cancia la musica. Il kid che mi aveva fatto per 3 volte. Come canciava la musica, alle sue amiche, ci desse 2 cazzotte, a mia mi acchiappavo di casa, signor La Rosa, mi tirava un godo di vita. Mi misi in mano alla... Non si può stringere così. No. Non si può stringere così. Soprattutto quando si tratta di una donna bella e sconosciuta. No, e che ti ha fatto prima... E che ti ha fatto così, noi lo diciamo, donne, non lo fate, non si può stringere così. Come un mi uomo. stringi un uomo come me? Lei che uomo è? Un uomo con la A maiuscola. Senta, come scusi. me. Senta, come scusi. Matterotto. Senta, scusi, Ma nella voglio- parola uomo ci sono anche dei bambini che vanno a scuola, nella parola uomo la lettera A non c'è. Ma c'è dei femmine. Ah, che Quando bello. chiappo io, c'è tutta una serie di... infinitamente Ci rinuncio, comunque questa signorina Questa quindi si è signor- stretta a lei. Caro, se mi ha stretto prima mi pigliavo di qua, di questa altezza. Panza con panza. Panza con panza viene la crianza, Certo, signor La Rosa. certo. Poi mi acchiappavo delle spalle e mi stringevo forte forte contro le sue mende. Le sue mende così. Contro il seno. Poi contro il scende la mano, mi piglia dal Fa anche in rima, lo dica in italiano. bacino. Dal bacino, va bene, d'accordo. E mi ingucchiavo qui. Dopo io disse, a stasera finisce la costura io. Così. Cioè lei si voleva proprio... Come mi ha tirato. Sì. Come mi tirava un godo di ida. Dico, si voleva quasi costituire Cosa alla costituire? Come mi tirava un godo di ida. Sì. Che c'è? C'è un barrino, non la potremmo dire. C'è Don Max. Sì. La potremmo dire? Non lo so, poi Don Max scrive su Facebook il commento al Vangelo domenica prossima. Vedremo cosa scriverà, lo dica. Dai. Il Vangelo non dice niente. No, lo c'entra, per cortesia. Allora, mi ha tirato Sì. come mi tiravo. Sì. Io che avevo una giacchetta. Che cosa aveva in tasca? Ve lo ricordate cosa aveva in tasca? Sì, io me lo ricordo, il panino. Avevo un filoncino il di 300 grammi. Come chi non dice due filoncini? Mi tagliavano dall'occhio. Mi disse, me l'avevano detto. Che cosa? Ma minchia, non pensavo. No. Restai. Vabbè, comunque. Io, È scappato. Sì. siccome lei ci buttò uno sguardo, Sì, ci buttò disse, uno guarda che sto morendo da fame, che se volume panino. Giusto, perché lei pensava al panino. Infatti, appena lei mi strinse forte, forte a lei, mi disse, che bello. Disse, ancora manco l'hai visto. Dice, ci credo sulla fiducia. Sì. Lo voglio. Adesso tu puoi guardare. Strano.
stava morendo da fame. Certo, lei poteva rinunciare a quel panino che si era portato apposta. E chi sta tutta che si stringeva? Sì. Mi disse, te lo rovino se non me lo dai! Mi disse con una voglia che io ad un certo punto ci disse, guarda, mi stai facendo pena? Te ne posso dare un bicciuto. Lo voglio tutto! Tutto lo voleva la signora. No, tutto che nessuno può No, insulare! sì, tutto no. Tutto no, tutto no. Tutto tu puoi insulare! Tutto no. E lo voglio, e non te lo posso dare, è mio, e dammelo, io lo voglio, e tutto lo voglio tutto, la pengiatello! Oh, alla fine lei è sempre un uomo generoso. Ma come uccidesse, si lo sottolineo, sbugliavo dalla carta e mi sputavo da faccia. Nel frattempo un si schiglia da vicino, nella pista vicino, dice, è morto, è morto, è morto. Respirazione bocca a bocca, respirazione bocca a bocca, è morto. Mi precipito e c'era Iaffio un do mezzo. Appena non ti appace si Iaffio, che facendo niente, stavo ballando con questa gentile signorina che all'improvviso piglia persi i sensi e non sta dando segno di vita, che sembra morta. Non so che cosa fa, sei spaziato, ma non credo che ci hai alitato vicino. Dice no, c'è musciasse una scida. Dice no. Ma i cosetti ti cangiaste? Come? Dice, mi cangiai appena entrai. Giusto, giusto. Se ti vecchi, no, c'erano 9, dice, mi mise a cantare, che te dai, ciacca. Ma non ci posso Non ci posso credere, non ci posso credere. Voi, signor Litterio, io capisco che il pubblico applaude perché poi sorride. Voi, cioè lei e suo cugino, dovete restare fermi, chiusi al vostro paese. Il signor Enrico Carnelli Litterio.